Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati dalla Pala Badiali di Falconara. Hanno fatto ingresso in campo sul parquet, bellissimo parquet del Palazzetto Marchigiano, il Città di Falconara e il Granzette. Una partita che sulla carta equivale ad un testacoda e quindi con il pronostico nettamente favorevole al quintetto di Massimiliano Neri, ma che è tutta da seguire, tutta da gustare per capire se appunto i pronostici saranno rispettati oppure se il Granzette sarà capace di una piccola impresa sportiva. Divisa nera con segni grigi e bianchi per la formazione veneta, il Granzette divisa bianca con segni blu a richiamare i colori propri, i colori sociali per il Città di Falconara, mentre l'inno falconarese urla qui al palazzetto, al Pala Badiali. Noi ci sforziamo di leggervi a voce alta le formazioni. Partiamo dalla Granzette che si presenta in campo con la numero 4 Iturriaga, numero 5 Sinigaglia, numero 6 Costa con il numero 7 Ardondi, numero 8 Capitano Andreasi, numero 9 Longato, numero 10 Zanetti con il numero 11 Troiano, numero 12 Grandi con il numero 14 Pereira, numero 21 Famà e numero 29 Aline Dos Santos. In panchina il tecnico è Chiara Bassi. Risponde il Città di Falconara con la numero 1 Di Biase, numero 3 Guti con il 4 Tati, numero 7 Marta, numero 10 Capitana Luciani, 13 Nona, 14 Bernotti, numero 16 Isa Pereira, numero 18 Damaro, numero 21 Ferrara, 22 Marcelli con il 99 Pato Dalmazzi. In panchina il tecnico Massimiliano Neri, kick-off affidato al Città di Falconara che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione. Partiti con Città di Falconara Granzette. Andiamo a vedere anche quelli che sono i quintetti delle due squadre. Falconara che scende in campo in avvio con Di Biase, Nona, Pereira, Tati e Dalmazzi. Dalla parte opposta il Granzette che prova questa ripartenza, è in campo con Famà fra i pali, con la numero 4 c'è Iturriaga, con il numero 11 Troiano, con la numero 8 Capitan Andreasi, mentre ci prova il Città di Falconara questa verticalizzazione, e con il numero 9 Longato. Queste le ragazze con cui ha iniziato Chiara Bassi. Tentativo da parte di Isa Pereira, conclusione potente ma leggermente imprecisa, palla fuori. Vi segnaliamo anche che per quanto riguarda il conteggio dei gol, e non sappiamo ancora se solo quello, farà fede il segnapunti manuale vecchio stile qui sotto di noi da parte del cronoman Fabio Massicci della sezione di San Benedetto del Tronto, non il tabellone elettronico qualora lo doveste vedere inquadrato, perché c'è un piccolo problema di funzionamento e quindi il tempo è giusto, se non ricordo male, così ci hanno detto nel pre-partita, il tempo è giusto, i falli sono giusti, i gol no. Però per quanto riguarda i gol ovviamente la nostra grafica ci aiuta. In diretta su PMG Sport Futsal, la voce che ascoltate ormai come di consueto è quella di Matteo Magnarelli. Vi do il mio saluto dopo le premesse e la presentazione iniziale della partita, con il Città di Falconara che ora prova ad attaccare con la sfera che arriva da Nona, la verticalizzazione per Dalmazza, ancora all'indietro per Nona, quindi Tati, controllo difficoltoso, non può stoppare questo pallone, regalata la rimessa laterale al Granzette, quindi può ripartire la squadra ospite, la squadra di Rovigo. Pallone in avanti, Troiano riceve il pallone, prova ad attaccare rispetto a Tati, cerca l'accelerazione, viene fermata la numero 11 del Granzette. Iturriaga sul punto di battuta, ha fatto soffrire tantissimo il Città di Falconara, la squadra veneta, nel match di andata. Attenzione però, questo 3 contro 2 sembra un esercizio da provare ad applicare per la squadra di Massimiliano Neri, non ne approfitta bene. Poi la palla torna da Tati, si accentra, sterza, va da Pereira, 3 contro 2 non capitalizzata al meglio, seppure lo spazio e il tempo c'erano dalla squadra di casa. Dalmazza, conclusione neutralizzata, c'è una deviazione, alla fine di fatto Iturriaga regala un calcio d'angolo alla Città di Falconara. Vi dobbiamo anche i direttori di gara, Marco Di Filippo della sezione di Teramo, arbitro numero 1, Domenico Donato Marchetti di Lanciano, arbitro numero 2, al crono, questo l'abbiamo detto, Fabio Massicci di San Benedetto del Tronto.
Pallone alzato, Isa Pereira si coordina per la battuta volante, colpisce male, la sfera termina abbondantemente alta e anche defilata a lato. Nulla di fatto, si resta solo 0-0 dopo 1 minuto e 40 secondi della partita. Valida come giornata del numero 11 del campionato di Serie A femminile. Dopo il turno presunto di riposo si sono giocati dei recuperi nel fine settimana scorso, quasi tutte in campo questo weekend. 2 partite ai noi rinviate, come al solito il Covid a rompere le scatole, a mettere il bastone fra le ruote. Sono state rinviate Pelletterie, Italcava Real State e Bisceglie femminile contro Futsal femminile Cagliari. Brava qua Pato a rubare il pallone, prova la ripartenza ma si allunga la sfera, concede il tiro alla distanza capitana Andreasi, parata plastica da parte di Biase, tiro non potentissimo, si è potuta distendere Angelica Di Biase alla sua destra, ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Attenzione però a queste ripartenze del Granzette. Ancora attacca la formazione veneta sulla fascia, pallone gestito bene da Troiano, le sue finte su Tati vanno a contrasto, alla meglio Troiano, il dribbling, serve una paratona in uscita di Biase per negare il vantaggio alla Granzette. Ci ha creduto, l'ha voluta, ci ha creduto, l'ha provata Troiano questa iniziativa 1 contro 1 con Tati, e non è proprio una cosa così da poco. Ha avuto la meglio grazie anche a un contrasto, ma che si è cercata e con determinazione ha vinto la stessa numero 11. È servita un'uscita bassa, precisa e tempestiva di Biase a negare il vantaggio delle Granzette. Ancora Troiano, protagonista qualche istante fa. L'avete visto, con un tiro a incrociare c'è stata una deviazione, quindi si riparte di nuovo col possesso palla della formazione dai colori sociali arancio-nero, ma quest'oggi come vedete in divisa diciamo nera, per semplificare. Meglio del Città di Falconara, decisamente meglio del CDF in questo avvio di gara. Troiano prova a scambiare con capitano Andreasi, la palla recuperata da Nona, si fa vedere Pato Dalmazia sulla fascia, riceve proprio lei. Nona, posizione di playmaker, lascia quella mattonella a Tati, taglia il campo Pato, riceve adesso sulla destra Nona, Tati prova la puntata, conclusione fuori misura, nulla di fatto, 0-0, trascorsi 3 minuti e 9 secondi. Ancora Città di Falconara impostare, attenzione perché Isa Pereira è stata un attimo dimenticata dalle avversarie e quindi poteva sfondare un pochino su quella fascia. Poi alla fine la palla è arrivata da Nona, all'indietro Pato per la botta di Isa Pereira, botta tremenda, pallone che arriva dalle parti di Angelica Di Biase, appoggia per Pato Dalmazia, quindi Tati, molto spazio sulla destra, può andare Città di Falconara, si allarga, riceve Isa Pereira, il controllo, la finta, ancora Isa, sinistro, gol bellissimo di Isa Pereira, sia per merito suo, per la sterzata, la conclusione vincente, sia per tutta l'azione del Città di Falconara, che è stata di pregevole fattura. Fin qui non aveva esibito grandi giocate la squadra di Massimiliano Neri, ma al primo vero giro palla ben elaborato, ecco qua un gol da giù il cappello, siglato Isa Pereira. 1-0 realizzato dopo 3 minuti e 50 secondi. E allora è chiamata a replicare, a reagire la squadra di Mister Bassi, perché era partita meglio, ha creato delle occasioni, ci riprova adesso con un tiro da fuori dilungato, però al primo affondo Città di Falconara ha fatto male, palla intelligente e dosata col contagiri da Tati per Isa Pereira sulla fascia, e lì a quel punto la numero 16 ha fatto qualcosa di veramente molto bello, completo, c'era un po' tutto, la finta, quindi l'astuzia, la tecnica nel dribbling secco e poi la capacità di geostrare il pallone sia con il destro che con il sinistro, infilando in fondo al sacco alle spalle dell'incolpevole Famà proprio con il piede mancino. La sbloccata Isa Pereira che adesso appoggia per Tati, l'asse che ha prodotto il gol apriscatole, prova ad inizializzare questa nuova azione, invece il passaggio è fuori misura, la sfera termina fuori
Granzette che manda il pallone in avanti, il controllo è deficitario da parte di Longato, quindi la sfera recuperata da Tati, va da sola, Tati mette in mezzo un pallone interessante per Isa, all'indietro per Pato, chiude Longato. Bel Città di Falconara adesso, un po' scosso forse dalle prime giocate dell'avversario, è arrivata pronta la reazione delle Massimiliano Neri Girls, che ora fanno la battuta di questo calcio d'angolo, attacca la zona all'altezza, diciamo così, anche se ovviamente scorretto, del vertice dell'area di rigore, all'altezza del primo palo. Pato va alla conclusione, deviazione in qualche modo di Famà e nuovo corner dalla parte opposta per le Citizens. Ovviamente c'è un errore in grafica, si segna il gol al Granzette, ma formazione in vantaggio. Ecco qua, corretto adesso è il Città di Falconara. Pronto al rilancio da rimessa laterale il quintetto ospite. Pallone direttamente oltre la linea di fondo campo dalle parti di Angelica Di Biase. Ricomincia l'azione del Città di Falconara. Tati, Nona, appoggia ancora per la brasiliana numero 4, prova a sfidare Longato, poi cerca l'imbucata, palla intercettata ma recuperata nuovamente la Città di Falconara, spalla alla porta, Pato appoggia per Tati, prova a disegnare un assist per Nona che stava tagliando alle spalle di tutta la difesa avversaria, palla intercettata dalla retroguardia delle Granzette che prova ad allungarsi, adesso lanci in avanti, troppo profondo, preda di Biase. 1-0 Città di Falconara, rete di Isa Pereira. Raffapato dal Maz, Tati, Nona, giro palla del CDF, ancora Pato, bella la palla di ritorno per il missile di Tati e c'è la replica da gran portiere di Famà, nega il raddoppio al Città di Falconara, bella azione, la bomba tremenda di Tati, non si è fatto sorprendere la numero 21, estremo difensore del Granzette, a negare il raddoppio del Città di Falconara quando siamo a 5 minuti e 49 secondi sul cronometro. Palla fuori, Pereira, Nona, sfera che viene alzata, voleva il cambio gioco, Nona, segno di intesa con Isa Pereira, palla mandata fuori, subito riavviata l'azione delle Città di Falconara, Tati per Pereira, la decide lei fino a questo momento la partita, ancora Tati sulla destra per Nona, pressione buona difensiva da parte delle Granzette per non concedere troppo tempo di ragionamento alle abili giocatrici del Città di Falconara. Quando si arriva nella metà campo, vedete, il Granzette va subito a creare ombra rispetto al pallone e allora deve andare in mezzo al buio. Pato concede il contropiede, allungato, velocissima, più veloce anche di Tati, lo sprint che costringe anche all'uscita di Biasi, ottiene un calcio d'angolo prezioso il Granzette su questa ripartenza ben provata da Longato, molto molto veloce. Corner, palla fuori all'indietro per Iturriaga, cambia dalla parte opposta, controllo e passaggio in mezzo da parte di Aline Dos Santos, ripartenza del Città di Falconara, Nona sbaglia il passaggio per Pato, un altro contropiede non sfruttato dalla Città di Falconara, Nona le sue finte, giro palla, Pereira, Tati, finta di andare in parallela, ricomincia in orizzontale da Nona, dialoga con Pato e ricomincia la trama offensiva, la rete fitta di passaggi del Città di Falconara, Pereira, Pato, tocca all'indietro, ancora Pereira, pensa al tiro, c'è spazio, allarga da Nona, quindi cambia idea, ancora il pallone che gira dentro la difesa delle Granzette, pronto ad intercettarlo, a lanciarsi in contropiede, deve stare attento a questa situazione il Città di Falconara, abbastanza evidente, tema tattico. Pereira sulla fascia, in mezzo per Pato, chiude bene Iturriaga. 7 minuti e 23 secondi piacevoli per merito di tutte e due le formazioni, ma comanda il Città di Falconara 1-0 grazie al gol di Isa Pereira.
realizzato dopo 3 minuti e 50 secondi. Lancio in avanti nel nulla, palla che arriva nell'area di Di Biase, comoda la presa, si rintana nel suo quadrato il Granzette, quindi con molta calma Nona riporta la sfera in avanti. Tati, entrata Guti nel frattempo al posto di Isa Pereira, meritato riposo dopo il gol che ha sbloccato la situazione. In campo c'è anche Marta che taglia adesso dopo aver cercato un triangolo con la stessa Guti, palla troppo profonda e quindi preda di Famà. Attenzione ora a Troiano che aveva iniziato la gara molto bene, qui invece perde un brutto pallone con Marta che si lancia in avanti, prova a servire all'indietro Tati, invece la solita Troiano non si ferma mai, mentre Guti tira una bomba addosso a Tati che come nulla fosse fa carambolare il pallone in fallo laterale, ma nessuna smorfia, nessun dolore. Una roccia, Tati. Quindi sono entrate Marta e Guti, fuori Pereira e Pat. Lancio in avanti, il pallone arriva da Di Biase, conta a voce molto alta, l'arbitro più lontano dovrebbe essere l'arbitro numero 2, Domenico Donato Marchetti della sezione di Lanciano. Sotto le panchine, davanti le panchine invece si dovrebbe trattare di Marco Di Filippo della sezione di Teramo. Diamo un'occhiata anche a quanto è accaduto negli altri campi, perché quanti sono sintonizzati in diretta magari non hanno dato un'occhiata ai risultati. Ebbene, il kick-off ha battuto 2-1 il Città di Capena, il Montesilvano ha battuto 5-0 la Lazio. Rinviate 2 partite, l'abbiamo detto, e quindi la quinta e ultima gara del programma di questa giornata di Serie A femminile è quella che stiamo assistendo fra Città di Falconara e Granzette. Falconara che in questo momento quindi comanda con 26 punti, escluso ovviamente il risultato parziale di questo match. Kick-off che di punti ne ha 22, è la seconda della classe insieme al Montesilvano, tutte e due sono a 22 punti, ma ricordiamo che Kick-off ha giocato 11 gare. Per il Granzette ultimo posto insieme al Pelletteria, e proprio contro il Pelletteria nel girone di andata è arrivata la sin qui prima e unica vittoria della squadra veneta, che ora si difende dall'attacco di Tati, allarga per Guti, Longolina vuole andare da Nona, malinteso, chiede scusa Guti, Nona esce, lascia il posto a Ferrara. Esce in presa bassa Famà, va su il pallone davanti a Troiano. Pallone troppo lungo, irraggiungibile. Punteggio sempre fermo sull'1-0, siamo entrati nella seconda metà di primo tempo. 9 minuti e 40 al termine, fin qui un gol, quello di Isa Pereira, realizzato dopo 3,50. Ora in panchina Isa Pereira, mentre si sovrappone bene Guti, mette il pallone in mezzo, duplice rimpallo. Deve accontentarsi del calcio d'angolo il Città di Falconara su questa ottima iniziativa sulla fascia sinistra. Corner affidato alla stessa numero 3 del Città di Falconara. Marta sull'Ongolina, taglia dentro, la palla provava a entrare per Erika Ferrara, ha chiuso bene il Granzette che difensivamente sta lavorando molto bene, così come gestisce alla grande questo pallone Marta, lo appoggia all'indietro con lucidità da Di Biase. Si arrabbia un po' Guti perché voleva il lancio di Angelica Di Biase, era smarcata, ha perso l'attimo e quindi Di Biase non è riuscito a servirla. Ora riceve adesso Guti, Luciani, anche il capitano Sofia Luciani è entrata in campo. Guti, Luciani, palla in parallela per Guti, Famà decisa, molto decisa, in spaccata, tocca il pallone, fallo non c'è, però un piccolo spavento per l'entrata molto violenta, seppur non, ripeto, cattiva né con alcuna intenzione di far male da parte di Famà. Ha creato qualche
Attimo di apprensione per Guti, che invece non ha patito per fortuna nessun problema. Si difende il Città di Falconara, rimessa laterale per il Granzette. 8:42 alla fine del primo tempo. Marta, pallone sulla destra per Luciani, arriva Ferrara, fare da sponda, raddoppio di marcatura efficace su di lei, l'ultimo tocco della stessa Erika Ferrara, e quindi rimessa laterale per il Granzette, mentre è tornata in campo Iturriaga. È lei che può lanciare lungo, chiude bene Ferrara, il pallone arriva da Luciani d'esterno, vuole servire Ferrara, malinteso. Luciani pressata da Andreasi, deve ricominciare dalle retrovie. Buona aggressione da parte del Granzette, mentre Ferrara qui prova a inventare qualcosa di impossibile, una rovesciata strana, non trova l'impatto col pallone, sfera che termina fuori. Nulla di fatto. 7:54 al termine, un solo gol in questi primi 12 minuti e 10 secondi di partita fra Città di Falconara e Granzette. Guti, si fa vedere Marta sulla fascia, riceve Marta, allarga per Luciani, non trova il varco buono in Città di Falconara, che vorrebbe il raddoppio per incanalare meglio questa partita, ma deve stare assolutamente attenta alle ripartenze della squadra ospite, che l'ha dimostrato più di una volta, può far assolutamente male in azione di contropiede e non solo. Aggredisce anche il Città di Falconara, deve scaraventare il pallone nel nulla il Granzette. Vediamo se c'è stata una deviazione di una giocatrice in maglia bianca, sembrerebbe di no, perché resta tutta rintanata nella propria metà campo la squadra di Chiara Bassi. Prova in qualche maniera anche in questo caso la formazione ospite. Difende bene il Città di Falconara, che dopo in avvio di gara aver subito qualche iniziativa di troppo da parte in particolare di Troiano, ha preso le misure alla squadra ospite e ora si difende bene, prova ad attaccare Luciani alle spalle a due avversari che la infastidiscono, riescono a neutralizzarla, quindi l'anticipo buono di Ferrara, il pallone per Guti. Ha sprecato il raddoppio la numero 3, ha controllato bene, si è girata quasi ad occhi chiusi, ha calciato più rapidamente possibile, ha mandato fuori. Ottima occasione per il Città di Falconara, per la numero 3 Guti, vicina al raddoppio. Se l'è cavata, si è salvata la squadra di Chiara Bassi. Luciani, Guti, ignorata Ferrara, c'era troppo poco spazio in quel lato per andare ad attaccare. Ferrara all'indietro, Luciani, Marta, va 1 contro 1, Marta prova a disegnare un assist per il taglio dalla banda opposta di Guti, che viene anticipato in extremis. Arriva il time out chiamato da Massimiliano Neri sul punteggio di 1-0 a 6 minuti e 13 dall'intervallo. Fin qui decide il match Isa Pereira.
Time out terminato, gioco che riprende con il possesso palla da rimessa laterale del Città di Falconara. Ha invitato alla calma, alla pazienza Massimiliano Neri e le sue ragazze durante il minuto a sua disposizione durante il time out. Invece ha invocato più grinta, più determinazione, massima grinta, massima determinazione, soprattutto in fase difensiva. Chiara Bassi davanti alla sua panchina e ora prova ad imporre il ritmo il Città di Falconara con questo lungo fraseggio. Che chiama in caso adesso capitano Luciani, dunque Marta, bel pallone di ritorno, Luciani chiude il triangolo, va in uscita, colpisce al petto Famà che resta dolorante. Luciani si arrabbia perché era stata un po' trattenuta al momento di calciare. Grande assist di ritorno di Marta, che pallone d'oro che le ha servito. Luciani è riuscita a calciare ma non come voleva, come era nelle sue intenzioni, è stata leggermente infastidita dall'avversaria e anzi alla fine nel tentativo di tiro è andata a colpire Famà. Bella giocata questa del Città di Falconara. Ora seguiamo il calcio d'angolo, pallone alto, Ferrara colpisce al volo di prima intenzione. L'impatto c'è, la mira e quindi la precisione no. Possesso Granzette, sale in pressing il Città di Falconara, pressione efficace, arriva Ferrara, spara, il pallone resta lì, spalla a spalla, Ferrara ottiene una rimessa laterale, serve Marta, voleva servire Luciani, malinteso. Sembra aver alzato i toni, la voce il Città di Falconara dopo il time out, quindi d'accordo che Massimiliano Neri l'ha invitata alla calma, ma evidentemente ha detto anche qualcos'altro nel time out. Attenzione a questa fuga sulla sinistra, all'occasione per il pareggio della Granzette che non va a buon fine per questione di centimetri, vicinissima al pareggio la squadra di Chiara Bassi con l'allungo da parte di Longato sulla sinistra, tiro, deviazione provvidenziale di Angelica Di Biase, poi il mancato tappine di un soffio da parte di Pereira, una nuova arrivata, la sua seconda partita con la maglia numero 14, la giocatrice del Granzette. Sfiorato il pareggio e ora rischia Città di Falconara, lo spavento si è un po' fatto sentire. Schema, la palla inattiva, il pallone resta in campo. Alla fine termina oltre la linea di fondo campo, si spegne, no, rimessa laterale, si spegne per il momento la fiammata offensiva del Granzette con il Città di Falconara che riporta con calma il pallone in avanti. Non sembra molto soddisfatto mister Neri di quanto stanno facendo le sue ragazze fino a questo momento e onestamente propendo per il merito del Granzette che non per il demerito di Città di Falconara, che in fase difensiva Granzette sta facendo molto bene, molto concentrata. La squadra di Chiara Bassi non è un caso che è servita un'azione veramente da manuale per permettere al Città di Falconara di passare in vantaggio con Isa Pereira. Ora Iturriaga taglia, Longato, pallone intercettato, Marta si riversa in avanti, chiude tutto Costa, c'è in campo anche la numero 6. Buon tampone effettuato ai danni di Marta che si stava inserendo sulla corsia destra, anche se di questi tempi usare la parola tampone forse non è il caso. Comunque Marta verticalizza, palla direttamente fra le braccia di Famà e riparte il Granzette lungo la linea. Jessica Troiano prova il dribbling su Guti, si trascina la sfera fuori. Ci prova sempre Jessica Troiano, d'altronde grande esperienza, grande qualità, non si scoraggia di fronte a nessuna avversaria. Fa girare il pallone il Città di Falconara con Tati, la palla che va da Marta, poi Luciani, quindi Ferrara riceve sulla destra, ancora Marta di tacco, prova a servire, il pallone non viene impattato dalla numero 7
del Città di Falconara. La spagnola non trova la sfera e quindi il pallone termina fuori. Qui rischia Grossi in impostazione il Granzette, arriva Tati, sinistro, deviazione, palo, Marta ci riprova, occasionissima che non è finita per il Città di Falconara, insiste Marta all'indietro, Tati controllo, Veronica che non riesce del tutto, deve ricominciare all'indietro Angelica Di Biase. Applausi dalla tribuna, dalla dirigenza di fatto locale, anche se una parte è occupata dalla dirigenza ospite, per questo triplice tentativo del Città di Falconara, in particolare il palo colpito da Tati sulla deviazione però provvidenziale di Famà. Rimessa laterale per il Città di Falconara, pallone messo in campo da Luciani, il tocco per Tati, riceve adesso da Marta, ancora Luciani, quindi Tati sulla destra, può andare 1 contro 1, vediamo se ci prova, sterza, non accelera, ricomincia ancora da Capitan Luciani. Marta, controllo orientato a provare a mettere in difficoltà Troiano, ma grande intervento difensivo di Troiano, che qualità, che giocatrice. Jessica Troiano, classe 86, una vita nel futsal. Sin qui sicuramente la migliore in campo per il Granzette. Riceve adesso da Capitano Andreasi, quindi il pallone mandato in avanti da Pereira, dicevamo qualche minuto fa, arrivata da 2 settimane in casa Granzette. Il suo controllo un po' difficoltoso sul passaggio impreciso di Zanetti, che sbaglia soprattutto questa palla, poi rimedia Zanetti, gran chiusura, aveva combinato un pasticcio, poi ha rimediato e poi arriva come un treno alle sue spalle Tati, che porta via il pallone, azzera tutto, resetta l'azione. Luciani, Pato si è addormentata la difesa del Granzette, si è persa la difesa del Granzette. Pato Dalmaz che sulla sinistra ha stoppato troppo libera, ha puntato l'area, ha calciato con la punta del piede, non ha trovato lo specchio della porta. Disattenzione però a momento di mancata concentrazione. Mentre il pallone arriva inattentato qui dalle nostre parti. Abbiamo rischiato grosso per tutta, anzitutto l'incolumità e poi l'attrezzatura. Rimessa laterale per il Granzette, mancano 47 secondi alla fine, vediamo se c'è tempo per un'ultima occasione. Tati frena la ripartenza del Città di Falconara, ricomincia, 35 secondi, si fa vedere Marta in banda, riceve Marta, scodella all'indietro ancora per Tati. Forse l'ultimo attacco di questa prima frazione di gioco in cui Città di Falconara comanda 1-0 grazie ad Isa Pereira. Fatto dal Maz. Ancora Tati, Luciani. Marta provava l'imbucata, ha provato l'imbucata di prima, colpito male, la sfera non ha impattato come lei avrebbe voluto e quindi possesso per il Granzette. Attenzione al cronometro, 8 secondi alla fine, rischia tantissimo Zanetti ancora una volta, perde il pallone sanguinoso, Marta, tocco sotto, gol. Grosso errore della numero 10 Zanetti, che ha regalato a Marta l'opportunità di disegnare questo cucchiaino morbido a beffare Famà, che vale il 2-0 a 3 secondi dall'intervallo. Bel passo in avanti di Marta per il Città di Falconara, erroraccio per il Granzette che quindi andrà a riposo sotto di 2 gol, anche se Iturriaga ci prova dalla distanza, colpisce Marta e viene fischiato fallo di mano. Calcio di punizione a 1 secondo dalla fine, insomma tante emozioni concentrate negli ultimissimi istanti della partita, la lunghissima rincorsa di Iturriaga.
l'ultima opportunità prima dell'intervallo, prima del riposo. Botta, il pallone che soffia vicinissimo al palo della porta, difesa da Di Biase, brivido finale anche per il Città di Falconara, che però va all'intervallo avanti 2-0 grazie alle reti di Isa Pereira e Marta. Due bellissimi gol, molto diversi ma molto belli. Qualche istante di pausa, noi ci ritroviamo per il racconto nel secondo tempo. Squadre di nuovo in campo per il secondo tempo della sfida fra Città di Falconara e Granzette, quasi tutto pronto per l'avvio della seconda frazione di gioco, dopo che nel primo tempo il match si è chiuso sul 2-0 per la formazione locale. La sbloccata Isa Pereira nei primi minuti dell'incontro con un gran bel gol sia a livello individuale che a livello collettivo, perché Isa Pereira ha fatto una gran cosa a conclusione di un'azione corale molto ben congediata dalle Citizens, e poi il raddoppio a 3 secondi dall'intervallo realizzato da Marta. Anche qui bel gol con un bel tocco sotto, si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto Marta su una palla persa in maniera un po', possiamo dire così, sciocca e ingenua da Zanetti, soprattutto perché mancava davvero poco all'intervallo al termine del primo tempo e non c'era assolutamente da forzare una giocata in uscita da pressione in quel momento. Comunque 2-0 con il Granzette che, va detto, nei primi 20 minuti assolutamente è stato apprezzabile, più che apprezzabile. È partito meglio, a dire il vero, ha creato un paio di occasioni con Jessica Troiano, poi anche con Longato ha creato qualche insidia dalle parti di Biase. È rimasta sempre dentro la partita, creando qualche pericolo con qualche fiammata. E quindi un Granzette da tenere assolutamente in considerazione nell'arco di questo secondo tempo. La classifica potrebbe far pensare ad una gara agevole, non è stato così nel primo tempo per il Città di Falconara, un secondo tempo agevole, vediamo. Sono convinto che invece il Città di Falconara, se vorrà concretizzare questi 3 punti, dovrà guadagnarsi in tutto e per tutto la pagnotta, per dirla in maniera molto gergale. Guti, Pato, fa vedere Nona sulla destra, riceve adesso, palla che torna da Guti, Tati cerca un numero con il tacco, viene fermata in fallo laterale. Partita in attacco la squadra di Massimiliano Neri, che osserva in silenzio, attenzione a Pato, spara alla porta, cerca di incunearsi, trova l'uscita tempestiva però da parte di Famà, protagonista di un paio di buoni interventi nel primo tempo, non tantissime volte ha calciato verso la sua porta il Città di Falconara, ovviamente gol esclusi. In quelle circostanze il Città di Falconara si è ben disimpegnato, il portiere Famà. Tati, Guti, controllo da rivedere, avanza la palla al piede, Guti serve per Tati, fra le linee arriva Pato, riceve lei, attacca a fronte porta, insiste Pato, fermata. Rimessa laterale per il Città di Falconara, che sta spingendo con una certa costanza in questo avvio di secondo tempo. 2 minuti e 6 secondi trascorsi nella ripresa, nessun gol, si viaggia sul 2-0 maturato nei primi 20 minuti effettivi. Isa Pereira e Marta. Ora Tati riceve da Guti, quindi Nona si accentra, scarica per Pato, le sue finte, cerca un pertugio per calciare, cambia idea, ricomincia da Tati. Accelera Tati, cerca lo spazio per la conclusione, poi mette in mezzo, voleva disegnare un assist per Nona, malinteso, e la sfera termina fuori. Dall'impressione Tati adesso sguscia via, però molto bene Longato, che sterza verso destra col pallone, poi accelera e costringe al ripiegamento rapido la numero 4 e perno della difesa, ma non solo, del Città di Falconara. Ottiene una rimessa laterale il Granzette con questa accelerazione di Longato. 3 gol fino a questo momento in campionato, riesce a creare delle situazioni interessanti per la squadra di Chiara Bassi. Lancio di Di Biase lunghissimo, di testa fa buona guardia
il Granzette, il pallone che arriva sui piedi di Sinigaglia, ma la maglia numero 5 sbaglia questa solata, rischio grosso, Guti mette in mezzo, Pato calcia, avvicina al 3-0 il bomber della città di Falconara, che ora raccoglie l'assist di Tati, imbucata per Guti. Nona cambia fronte d'attacco, gran palla di Nona, ancora Tati insiste in mezzo, azione prolungata, non si placca il forcing della città di Falconara, cerca un pertugio, non c'è, Pato scarica ancora, Nona, ancora un assist cercato per Guti, palla fuori, bel ritmo, bella intensità, bel palleggio della città di Falconara, però il Granzette difende bene, concede poco. Arriva il pallone dal tavolo del cronometrista. 3 minuti e 13 secondi del secondo tempo. Troiano, Longato lungolinea, Nona commette fallo perché Longato gli mette il piede davanti, la costringe a forzare l'intervento e Nona viene anche ammonita. La prima ammonita di un match assolutamente totalmente corretto fin qui. Nona, ci sta tutto, il cartellino giallo. Batte rapidamente il Granzette, ma ovviamente essendoci stato un cartellino giallo si deve attendere da regolamento il fischio del direttore di gara, non ci sono deroghe. Punizione battuta, deviazione all'interno dell'area di rigore di Troiano, infastidita da Tati, non può fare ciò che avrebbe voluto. Città di Falconara si distende, il pallone arriva da Guti, sinistro, e Famà deve andare in tuffo alla sua destra per negare il terzo gol al Città di Falconara, che ruba palla, per l'arbitro è fallo, protesta tutta la panchina di casa, in effetti intervento arbitrale discutibile, calcio di punizione. Ancora Città di Falconara con Tati. Pallone in area in maniera pericolosa, ancora Famà in uscita, fa su il pallone. Prova Longato a giostrare con la sfera davanti al suo allenatore, alla sua allenatrice Chiara Bassi, che la richiama in panchina. Longato preso anche una botta un po' dolorante, rimessa laterale per il Città di Falconara, pallone messo dentro da Tati per Nona, ancora Tati, si fa vedere posizione di pivot Pato, quindi Tati allarga sulla destra per Nona, non c'è il pertugio, Granzette difende davvero con grande densità centrale. Nona, Pato, vediamo se ci prova lei sulla corsia destra, palla per Guti che arriva di gran carriera, lavora con l'avversario alle spalle, quindi Tati voleva servire Nona, colpisce un po' male ed è anche fortunata per certi versi ad ottenere un calcio d'angolo che poteva sembrare insperato. Una puntata di Nona nel cuore dell'area, Troiano fa buona guardia insieme alle proprie compagne, poi arriva Nona che ruba il pallone, va a Nona in mezzo a due avversarie, Veronica all'indietro il pallone, Guti, Pato, schizza la sfera da Tati, è la solita Troiano a chiudere tutto. Sembrava suo l'ultimo tocco, invece la rimessa laterale viene accordata alla Granzette. Inevitabili le proteste ancora una volta della formazione di casa. 5 minuti e 25 secondi del secondo tempo, non è cambiata la situazione rispetto alla ripresa. È sempre 2-0 per il Città di Falconara. Giro palla
Guti per Tati. Tati prova a incunearsi in mezzo alla difesa avversaria, non trova il pertugio buono, ma lotta ancora. Tati ruba palla, prova il dribbling, la sfera arriva da Guti, si lotta adesso su ogni pallone, non vuole mollare giustamente di una virgola il Granzette, ma deve difendersi da questo spunto di Pato che raccoglie gli applausi del pubblico di casa. Pato ha fintato l'intervento, ha fatto scorrere il pallone sulla destra, poi ha calciato forte sul secondo palo, forse un po' troppo centrale, ma di certo è stata molto brava. Numero 21, estremo difensore del Granzette, Famà, a neutralizzare il possibile 3-0. Sta spingendo forte però adesso sull'acceleratore il quintetto di Massimiliano Neri. Vuole il terzo gol per indirizzare in maniera più marcata questa partita. Nona riceve da Di Biase, si fa vedere Pato lì in mezzo. Nona conduce la sfera, poi serve per Tati. Imbucata per Guti, ancora Tati. Pallone alzato per Pato, al destro, al volo, bella giocata, ma riesce a chiudere tutto il Granzette. Poi Troiano, anticipata da Nona, deve stare attenta a Monita, la numero 13 in maglia bianca. Ancora Tati a rubare, a sporcare, quindi rubare un altro pallone. Lotta con un'avversaria, l'ultimo tocco del Granzette, calcio d'angolo per il Città di Falconara. 6 minuti e 57 secondi sul cronometro, sempre 2-0 in virtù dei gol realizzati nella prima frazione da Isa Pereira e da Marta. Movimento di Pato al limite dell'area, marcata da Troiano, il pallone va fuori da Nona, il controllo, pallone di nuovo verso Tati, ricomincia da Nona. Guti arriva in soccorso Tati, viene ignorata, si allarga, si va dalla parte opposta con Pato che schizza via, bomba sul fianco di Capitana Andreasi che chiude bene, però rimedia al dribbling precedente ai danni di una sua compagna. Sferrato da Pato, si sta provando sulla corsia destra Pato, ora si fa vedere centralmente, riceve, alza il pallone, attenzione, se lo alza di testa, colpisce Pato, se la cava ancora una volta la squadra veneta, mentre Tati ingaggia un bel duello con Troiano. Guardate qua la grinta, la determinazione e lo spessore di queste due giocatrici, una contro l'altra. Spettacolo vedere queste situazioni. Pato sulla sinistra si accentra, vorrebbe servire Nona ma non c'è la linea di passaggio scoperta. Tati va da Guti, viene incontro, Pato viene ignorata, ancora ennesimo giro palla del Città di Falconara che vuole stanare, vuole schiudere la difesa del Granzette ma non ne vuole sapere la compagine veneta. Riparte in contropiede con Andreasi, si allunga il pallone, poteva servire sulla sinistra Aline Dos Santos, l'ha ignorata e poi in questo spalla a spalla Nona rischia l'incolumità. Per fortuna su quella inferriata, su quella colonna di sostegno delle scale nei pressi del calcio d'angolo del Città di Falconara, Nona non ci è andata a sbattere troppo violentemente, se l'è cavata con una smorfia, una piccola botta. Nel frattempo esce Guti, entra Isa Pereira, palla che viene mandata sul secondo palo, ancora Famà, sempre più importanti le sue parate in questo secondo tempo, o comunque sia i suoi interventi, mentre Nona sbaglia il controllo e regala la rimessa laterale al Granzette. Pallone ancora una volta regalato dal Granzette al Città di Falconara. Pereira sulla fascia per Pato, prova a completare il triangolo di tacco, buona l'idea, buono anche il tocco dal punto di vista squisitamente tecnico, ma c'è la chiusura difensiva del Granzette. Torna in campo Marta, esce Pato, bomba di Isa Pereira, murata, distanza forse non è stata rispettata appieno dalla difesa del Granzette, molto vicina alla rimessa laterale. Tentativo bis, Pereira, Tati, Suola, Pereira sbaglia la linea di passaggio per Nona, rimessa laterale per il Granzette. Restiamo sul 2-0 e siamo sul cronometro a 8 minuti e 51 secondi del secondo tempo. Ci avviciniamo a metà soglia della ripresa e quindi a 3/4 gara. Palla in profondità, buona la sponda all'indietro
di Longato, cercava Andreasi, la palla arriva da Iturriaga, quindi il pallone toccato da Pereira. Ancora bella la giocata di Iturriaga sulla fascia, prova ancora un altro dribbling, ferma tutto Isa Pereira, contropiede Città di Falconara, Marta, il pallone per Nona, taglia Marta, la sfera arriva da Tati sulla destra, se lo allunga un po', deve ricominciare il Città di Falconara. Pereira, Marta, suola di prima, forse doveva aspettare qualche istante in più, certo è che Famà ancora una volta è uscita con grande tempismo. Sempre 2-0, 10 minuti e 25 secondi alla fine del match. Marta prova una magia con un sombrero ai danni di Pereira che non ha bocca, ferma sul nascere questo tentativo la giocatrice maglia numero 14 del Granzette. Spedisce il pallone in avanti, Di Biase, Tati, Luciani, capitano rientrato in campo, Sofia Luciani, riceve da Pereira, Tati non riesce a controllare il passaggio, rimessa laterale per il Granzette. Troiano, Iturriaga, pallone che torna sul versante destro da Troiano, attenzione a questo spalla a spalla ancora una volta, Tati copre su Troiano, non ne vogliono sapere di mollare l'una sull'altra, mentre l'arbitro più lontano rispetto a noi quando conta ci fa prendere un colpo urlando fortissimo. Piccola curiosità, Luciani destro, aveva saltato con una finta di fatto Troiano, si era ritagliata lo spazio per calciare verso la porta avversaria ed è andata bene al Granzette che si è riuscita a neutralizzare questa conclusione molto pericolosa di Sofia Luciani. Calcio d'angolo adesso per le Citizens. Tati sul pallone, calcia alto, Pereira si coordina dal basso verso l'alto, manda lontano il pallone, nulla di fatto, ancora 2-0, 9 minuti e 33 al termine. La giocata di Iturriaga sulla destra, poi prova a inventare un assist per Andreasi, ma Isa Pereira rimedia, poi Luciani quasi di cattiveria va via a Troiano, subisce un fallo, segno di intesa fra le due italianissime. Ammonizione per Troiano, giallo speso bene da Jessica Troiano, seconda ammonita del match dopo Nona. Stava partendo di gran carriera Sofia Luciani verso la porta avversaria. Calcio di punizione per il Città di Falconara. Sistema la barriera Famà. Sul punto di battuta Tati, Luciani in corsia, Marta in mezzo, Pereira sulla banda opposta. La scelta di Tati è verso Isa Pereira. Sue finte, prova a ricominciare all'indietro, viene fermata dal solito Granzette, molto deciso, non ha abbassato la soglia di una virgola, di un centimetro il Granzette, la soglia di concentrazione, la soglia di attenzione. Poi Pereira lascia il pallone lì, allora Marta riceve da Tati, Luciani prova a scappare via, non ci riesce, Iturriaga va in ripartenza con grande mestiere, difende il pallone ma Luciani è più caparbia, ruba la sfera, poi Marta verticalizza e qua la genialata l'ha fatta Longato che ha capito con un centesimo di secondo di anticipo le intenzioni di Marta e ha chiuso questa linea di passaggio. Marta prova il tunnel, non le riesce, Iturriaga manda fuori, è stanchissima Iturriaga che praticamente si accomoda direttamente in fallo laterale, in tribuna, oltrepassando la linea del fallo laterale, rimessa per il Città di Falconara, stanchissima Iturriaga, sta cercando boccate d'ossigeno in ogni dove. Qualche metro sotto la nostra postazione, la vediamo, ha speso molto, sta giocando molto bene, mentre Tati prova a sfiancare Longato in marcatura, mette dentro Isa Pereira, si fa trovare lì per la deviazione ma manda fuori e chiama time out mister Chiarabassi. 8:35 al termine della partita, Città di Falconara comanda 2-0 grazie alle reti di Isa Pereira e Marta, tutte e due nel primo tempo, e chissà che adesso non mette il portiere di movimento il Granzette per provare a giocarsela fino in fondo.
Time out terminato, lo aveva chiamato Chiarabassi, tecnico del Granzette, ha caricato il più possibile le sue ragazze in questo minuto di riposo, di ossigeno. Anche questo è stato il time out per il Granzette, con tante giocatrici piegate sulle gambe, stanno difendendo con le unghie e con i denti dagli attacchi di Città di Falconara, che è avanti 2-0 ma cerca il terzo gol. Granzette che si difende e spera in una situazione favorevole per riaprire la partita. Un contropiede, una palla inattiva o chissà il portiere del movimento se vorrà metterlo la squadra veneta in questa parte conclusiva di match. Di certo adesso siamo sul 2-0, Isa Pereira sterza, appoggia per Marta, allarga bene per Tati, controllo, puntata, Famà se la vede sbucare addosso all'ultimo e riesce comunque a neutralizzare anche questa conclusione. Voto buono, buonissimo per Famà fino a questo momento. Mancano 8 minuti alla fine della partita. Tati entra dentro l'area, calcia forte, tiro murato. Pallone nel cuore dell'area, Marta anticipata, neutralizzato questo tentativo di Città di Falconara. Troiano prova a lanciare il contropiede, Isa Pereira brava a fermare tutto, poi si va all'indietro da Di Biase, rischia sul pressing di Troiano, si disimpegna bene Città di Falconara. Guardate Jessica Troiano, è indiavolata, non ne vuol sapere di mollare un secondo, pressa ogni pallone, poi ripiega, va a raddoppiare, mette lo zampino e alla fine ruba palla. Brava, bravissima, eccezionale Jessica Troiano. Sinigaglia, Pereira, pallone per Andreasi, ricomincia da Troiano che ovviamente adesso è rimasta dietro per respirare un po', per recuperare le energie. Marta, Tati, ancora Marta, si accentra, 7 minuti alla fine, 7 minuti e 5 secondi adesso. Tati sulla fascia, pallone per Isa Pereira e il pallone del 3-0 lo calcia fuori Isa Pereira, lei che aveva aperto il match con un gran gol valso l'1-0 dopo 3 minuti e 50 secondi qua su questo tracciante da destra verso sinistra. Ha impattato troppo con la parte interna del piede, ha mandato fuori il possibile 3-0 nel ritardo su quel palo, sul palo più lontano. Famà, poteva fare meglio Isa Pereira, che però a nostro giudizio è una delle migliori in campo in questa partita fino a questo istante. Luciani, Marta, Luciani, Tati, Pereira, ancora Luciani, stop, attenzione, può calciare, ci prova, chiude Troiano. Rimessa laterale, prova il numero, Tati su Pereira che non ha bocca, poi però perde il controllo, il contatto con il pallone, la sfera termina fuori. Regala il calcio d'angolo alla Città di Falconara, pallone nel cuore dell'area, sfera intercettata, prova a ripartire la neoentrata Costa. Ha giocato un piccolo spezzone di gara nel primo tempo e ha un po' di spazio anche in questa ripresa, va in pressione su Tati. Marta riceve sulla fascia, la puntata di Marta sembrava vincente rispetto alla nostra posizione, dalla nostra prospettiva invece il pallone termina fuori di poco mentre Ferrara va a dare il cambio a Luciani. Occasione ancora per il Città di Falconara. Sei minuti e 18 secondi al termine della partita. Famà per Pereira, parallela, il pallone perlungato che prova a scattare, non ci riesce a tenere il pallone in campo, quindi rimessa effettuata dal Falconara. Pereira, Tati si schiaccia per dare un sostegno, pressata da Costa, Tati deve sterzare, rischia tantissimo qua Tati, alla fine se la cava con una rimessa laterale guadagnata. Sempre 2-0 per il Città di Falconara, mancano 6 minuti e 2 secondi al termine. Lancio di Tati, il pallone buono per Pereira, brutta botta. Pereira non l'ha vista, non ha visto Famà in uscita.
brutta botta, speriamo non si sia fatta troppo male Famà. Per fortuna all'ultimo Isa Pereira si è accorta dell'avversario. Per il direttore di gara è cartellino rosso, scelta che definire discutibile è poco, perché Isa Pereira non poteva vedere il portiere avversario e comunque sia poi non è andata né a gamba rigida né con violenza. Sì, la gamba era alta, però è andata con il petto Famà, forse con eccesso di coraggio su questo pallone. Sta di fatto che i direttori di gara hanno deciso per il cartellino rosso, espulsa Isa Pereira. Scelta molto discutibile. Massimiliano Neri e Angelica Di Biase parlano con il direttore di gara. Controlliamo anche lo stato di salute di Famà, che in questo momento è sicuramente la cosa più importante, al di là dell'aspetto sportivo e delle comprensibili proteste della città di Falconara. L'inquadratura su Famà, che insomma sembra essere in buone condizioni, discrete, buone, insomma non sappiamo se ci sia un infortunio, muove il braccio destro, state vedendo insieme a noi. Per fortuna il peggio sembra scongiurato, ora ovviamente l'augurio è che non si sia fatta davvero nulla. Cartellino rosso che non ci sta, mi sbilancio in maniera abbastanza netta, perché non ha messo né violenza né neanche senza violenza una gamba tesa, una gamba dritta, quindi è stata Famà che è uscita in maniera molto coraggiosa, ha subito il fallo, alla fine ci stava il calcio di punizione, ma secondo me non era neanche giallo. Nel frattempo Famà esce, al suo posto è entrata la numero 12 Grandi. Famà sta bene, per fortuna, non sembra avere alcun tipo di problema. C'è Grandi fra i pali, vedete, sorridente anche Famà, per fortuna. Un po' di ghiaccio sulla spalla, sulla parte destra del petto. Gioco che riprende, allora può attaccare 4 contro 3 il Granzette. Tra l'altro Famà ha ripreso regolarmente il posto fra i pali, esce Grandi, 4 contro 3 in favore del Granzette, in attacco per 2 minuti. Proverà ad accorciare le distanze la squadra di Chiara Bassi. Ora occhio particolarmente attento al cronometro, con Luciani che chiude, 5 minuti e 31 secondi al termine. 2-0 città di Falconara. Pereira, Iturriaga, ancora Pereira, palleggio in orizzontale, prova ad aggredire Tati, Pereira, un po' in ritardo alla difesa delle Citizens, Troiani in mezzo, rete, accorcia le distanze il Granzette, bel giro palla in superiorità numerica. Troiano si mette in posizione di assist, serve molto bene per Longato che arriva come un fulmine sul secondo palo e appoggia in fondo al sacco. Ben elaborata questa azione in superiorità, si torna in parità numerica adesso e la partita è sul 2-1, tutta da gustare fino alla fine. Mancano 5 minuti e 5 secondi al termine del match. Pallone in avanti, Luciani prova a lanciarsi, arriva ancora Troiano a rimediare una situazione scomoda, manda il pallone in avanti. Tati
si fa vedere Marta, la sfera è troppo larga, malinteso fra le due. Possesso Granzette, gara che si è accesa improvvisamente ma neanche troppo, nel senso che comunque sia sempre stata abbastanza in equilibrio sul piano del risultato, con dominio territoriale totalmente a favore del Città di Falconara anche sul piano delle occasioni, ma il Granzette quando ha potuto è andato a pungere, e con questa situazione creata dal rosso di Isa Pereira, ripeto, secondo me non ci stava, in superiorità numerica ha trovato il gol del 2-1 che ha riaperto totalmente la gara. 4 minuti e 30 al termine. Tati, Marta, dialogano le due, taglia il campo Marta, affonda il suo tentativo sulla sinistra Tati, Luciani verticalizza, bella palla per Pato in aria, prova a temporeggiare in attesa di un movimento di Marta, alla fine chiude la retroguardia del Granzette. 4 minuti e 20 alla fine. Corner di Tati all'indietro, Marta col sinistro colpisce male, la palla termina lontanissima dalla porta difesa da Famà, che ripeto è tornata per fortuna in campo senza alcun problema, solo uno spavento in quel frangente in cui è stata espulsa Isa Pereira. Lancio lungo nel nulla, direttamente nell'area della collega e rivale Di Biase, che appoggia corto per Luciani, palleggia il Città di Falconara con Tati, sale Pereira a dare fastidio, deve ricominciare da dietro Luciani, Tati le sue sterzate su Pereira, poi appoggia per Marta, ancora Tati, gran controllo, Pato, Luciani tutta sola, controlla, si accentra, Luciani cerca lo spazio per calciare, non riesce a farlo, Marta sola, Pato, il pallone va fuori, sprecata con questa conclusione insolitamente imprecisa da Pato al termine di una bella azione del Città di Falconara, un bel lavoro da pivot di Marta, arrivata dalla corsia sinistra di gran carriera Pato, una botta che è terminata fuori, vicino al 3-1 il Città di Falconara. 3 minuti e 40 secondi alla fine. Luciani che recupera un altro pallone, serve Tati, poi Marta, arriva in sola posizione, ancora Pato, copia ancora rispetto a prima ma con una posizione molto meno favorevole per calciare. Pato all'indietro per Tati, si va a vedere in banda Marta, scivolata alle spalle dell'avversaria, finta il rimorchio per Luciani, prova il tiro sul primo palo Marta, qui è stata davvero egoista, c'era Luciani tutta sola in area di rigore, Sofia Luciani, Marta d'accordo ha voluto provare a ingannare il portiere avversario ma c'era Luciani davvero troppo sola per non essere servita in mezzo all'area, era quasi gol fatto. Ci prova ancora Luciani, tiro deviato, calcio d'angolo. Su punto di battuta Tati. Iturriaga, attenzione, prova qualcosa di folle ma anche molto bello perché ha cercato un pallonetto col sinistro. Lì per lì avevo pensato che fosse davvero una follia ma nel senso pieno della parola, poi invece abbiamo visto che questo pallone si indirizzava verso la porta, è uscito abbondantemente, ma se avesse colpito un po' meglio il pallone con Di Biase così avanzata Iturriaga avrebbe fatto il gol dell'anno. Si resta sul 2-1, palla recuperata da Tati nella metacampo avversaria, Marta, triangolo, tiro deviato, il pallone va fuori, ancora una volta vicino al 3-1 il Città di Falconara, ma questa partita regala sempre più emozioni fino al termine. Pallone per Pato dal corner, si mette spalla alla porta, Pato all'indietro per Tati, pensa al tiro, poi va da Marta, dentro l'area, Pato! E Famà miracoleggia, capolavoro di parata della numero 21 che ha negato ancora una volta il 3-1 il Città di Falconara. In forcing rischia un po' Tati ma se la cava come al solito bene Luciani, Marta, il pallone in mezzo, Iturriaga chiude bene la linea di passaggio, riparte Troiano, ripiega Tati, Iturriaga gli dà il pallone di nuovo all'indietro, esce Di Biase, fa sua la sfera. Momento di grande intensità, forse la fase più intensa e più godibile della partita sul piano spettacolare, nonostante la stanchezza si inizia a far sentire ben benino sulle protagoniste. Marta, doppio passo sulla sinistra, calcia col sinistro, ancora Famà, una delle migliori in campo, neutralizza Tati, Marta,
ancora la numero 4 brasiliana, arriva Pato, incontro, lavora, spara alla porta, prova a girarsi, Pato, non c'è spazio, Troiano rimedia, vorrebbe ripartire ma è troppo sola, difende il pallone, se lo trascina fuori, rimessa laterale per il Città di Falconara. Marta in area, Pato, controllo, non trova lo spazio e il tempo per calciare, un missile sul petto di Pato, partita da gustare fino alla fine, 1 minuto e 33 secondi al termine. Tati, le sue finte, cerca un varco, mette in mezzo, ancora Troiano, poi prova a lanciarsi. Non abbocca il direttore di gara, seppur timidamente ha chiesto fallo Troiano, quindi Luciani. Tati, 1 minuto e 15 al termine, Marta in banda per Pato, affrontata alle spalle da Pereira, difende bene il pallone, prova ad andare in mezzo a 2, tutto regolare, si riparte con Turriaga, la sua sterzata, cerca un dribbling ma non c'è spazio, Troiano va in pressing solitario, Marta scopre un po' la difesa, così facendo Marta, attenzione, il pallone in banda, 59 secondi alla fine. Sta dando tutto il Granzette per pareggiare, sta dando tutto il Città di Falconara per provare a fare il terzo gol o comunque per difendere il minimo vantaggio. Aveva sofferto nella gara d'andata e sta soffrendo tantissimo anche in questa gara di ritorno il Città di Falconara contro il Granzette, mentre Di Biase esce un po' a vuoto per sua fortuna. Il mancato impatto con la palla non porta conseguenze, la palla termina oltre la linea di fondo campo. 45 secondi al termine, Tati, Marta, palla per Luciani, ancora Tati, Pato, Tati, Marta, allarga per Luciani, punta Sofia Luciani, Pato di prima, pallone che forse poteva essere gestito meglio ma rimedia tutto, Marta, 20 secondi, Luciani, lancio lungo, attenzione da parte di Tati, rimessa laterale per il Città di Falconara, 13 secondi al termine, 2-1 il risultato. Tati, Marta, brutta palla persa, Longato, riesce a servire Iturriaga, no, pallone troppo largo, 4 secondi alla fine, gli applausi di Chiara Bassi alle sue ragazze per il grande sforzo profuso in questa partita. Davvero grande spirito di sacrificio per la squadra veneta, squadra di Rovigo, e fino all'ultimo ha tenuto il Città di Falconara sulle spine, intendiamoci, l'avete visto, il Città di Falconara attaccato per il 90% della partita ma si è difesa bene, la squadra di Chiara Bassi ha graffiato con la rete del 2-1 in superiorità numerica e alla fine ci ha creduto fino all'ultimo istante. Sfinite le ragazze in maglia nera, stanche anche quelle del Città di Falconara, che portano a casa però un'altra vittoria, 10/10 per il Città di Falconara, che batte 2-1 il Granzette e ovviamente si mantiene in testa alla classifica. Altra domenica positiva per Massimiliano Neri, per le sue ragazze, per il club di Marco Bramucci. Siamo in conclusione, noi il Granzette resta ultimo con 3 punti in classifica, siamo in chiusura. Volevo solamente ricordarvi gli impegni della settimana prossima: Lazio, Città di Falconara, Granzette che ospita il Monte Silvano. È tutto dalla Palabadiale di Falconara, mentre l'inno delle Citizens celebra il successo. Io vi saluto e quindi da Matteo Magnarelli un buon proseguimento di serata. Ciao!